Buongiorno a tutti. Allora, siamo qua per darvi le ultime novità relative al premio Giorgione Prunola da Castelfranco Veneto. Siamo all'interno della Torre Civica che, come sapete, ospiterà la mostra relativa ai libri finalisti dell'edizione di quest'anno e ai vincitori dell'anno precedente. Innanzitutto vi diciamo che venerdì mattina, il prossimo venerdì, ci sarà una conferenza stampa al municipio di Castelfranco dove daremo ulteriori dettagli, però per il momento vogliamo darvi delle anticipazioni. Sempre nella giornata di venerdì finalmente usciranno ufficialmente i nomi dei finalisti della sezione racconti. Ci scusiamo per il ritardo di circa una settimana rispetto ad editi e inediti, ma siete stati veramente tanti a partecipare e per questo vi ringraziamo. Ovviamente per valutare i migliori abbiamo dovuto prenderci il nostro tempo. Comunque venerdì usciranno ufficialmente i nomi. Questo sabato sarebbe dovuta partire la mostra in Torre Civica. La mostra verrà per il momento posticipata di una settimana perché l'apertura della Torre Civica verrà posticipata a causa, come avrete saputo, del coronavirus, che sono stati trovati alcuni casi in Veneto. A Castelfranco non ci sono casi per il momento, tuttavia la disposizione regionale è questa: chiudere musei e luoghi di cultura. Naturalmente la Torre Civica di Castelfranco è un luogo di cultura e come tale verrà chiuso per una settimana, quindi la mostra è per il momento posticipata di una settimana. Come vedete eravamo qui a lavorare quando ci è arrivata la notizia, per cui vi diamo subito in diretta questa novità che purtroppo ci tocca da vicino. Pazienza, aspetteremo una settimana per l'apertura. Per altre novità naturalmente vi aggiorneremo in tempo reale. Purtroppo, o meglio, non sappiamo ancora come gestiremo la serata finale del premio letterario, in quanto questa rimane per il momento prevista per il 28 marzo. Si svolgerà in biblioteca e ci saranno tutta una serie di attività collaterali che per il momento sono confermate. In ogni caso vedremo, in base all'evolversi della situazione, come affrontare la cosa. Sicuramente decreteremo tutti i vincitori il 28 marzo. Quello che non sappiamo ancora è se ci saranno modifiche al programma della serata finale. Potremmo essere costretti a fare una cosa un po' più piccola o annullare, diciamo, l'evento al pubblico, ecco, fare una serata chiusa. Se dovessero esserci problemi per raggiungere Castelfranco, non sappiamo come continuerà questa cosa del coronavirus a livello italiano, per cui ecco, sapete che vi aggiorneremo comunque per tempo e naturalmente comunque ci sarà la premiazione e i vincitori verranno avvertiti e tutto. Di solito sul bando scriviamo che invitiamo i vincitori a venire a Castelfranco. Ovviamente, essendo un caso molto particolare, essendoci questa storia del coronavirus, ci veniamo incontro, anzi non ci veniamo incontro e questo obbligo decade, faremo in modo di risolvere la situazione, ecco, non vi preoccupate assolutamente, chi deve vincere vincerà, verrà avvertito per tempo e via dicendo. Bene, questo è quanto. Venerdì faremo, come vi ho detto, la conferenza stampa e per qualsiasi altra novità sapete che per tempo vi aggiorneremo su questa pagina. Grazie mille.